Ok, eccoci qua. Benvenuti al settimo episodio della campagna con Venezia. Continuiamo la nostra conquista dei Balcani. L'Italia, a parte Roma, è tutta sotto il dominio della Serenissima. Ragusa sta per cadere, è questione di turni. Stiamo spostando la flotta, anzi passiamo il turno perché questo turno qui l'avevo fatto, non c'era più niente da fare. Mi pare che l'audio dov'è? Sia alto. Lo setto un attimo perché poi ho paura che non si senta bene la mia voce. Perché siccome non mi piace parlare a voce troppo alta. Ancora i francesi avanti. Quarta volta che mi assediano a Milano, gli ha già morto un capofazione, gli ha preso fuoco un ariete, ma continuano. Noble lord, naturally, my lord. I shall arrest here, my lord. Allora ripara la chiesa. Vediamo cosa vuole questo esercito. Sono sempre i soliti tre, sì. I will only address you in battle. Allora, questa è l'ultima volta che aspetto. Il prossimo giro io li attacco, questi non me ne frega niente, non possono stare qui davanti. Qui c'è un altro esercito siciliano. Speriamo che non mi attacchino Zagabria. Costruiamo altre truppe, va. Non si sa mai. Il prossimo obiettivo dopo Ragusa sarà Durazzo. Poi si scende in Grecia, conquistiamo tutta la Grecia. Questa è una cosa... Sì, annientiamoli. Si conquista la Grecia e poi si risale per Costantinopoli. Voi tornate lì. Palermo, mettiamo le tasse normali. Voi vi smantello perché non riesco a mantenervi gratis, quindi non mi interessate. Costruzioni dappertutto. Milano è sotto assedio. Vediamo un po'. È vero, qui dentro ho il mercante, per quello sto andando di qua. Passiamo un po' il turno. Oh, gli spagnoli si sono spostati e le minacce alla fine hanno funzionato. Beh, meglio così. Non avevo voglia di entrare in guerra con la Spagna e di fare una battaglia così grossa. Papal election. Chi votiamo? Votiamo il Papa spagnolo? Ha vinto il siciliano. Vabbè, non me ne frega niente. Tanto adesso qua li uccido. Vediamo qui come ha messo la battaglia. Gli sono morti tutti di fame i soldati. Non ha più nessuno. Ma può darsi che ci sia la peste a Roma? Non lo vedo io. 18.000 abitanti. Quanti ne ha Venezia? 15.000. E ho ancora il mio cardinale. Potrei formare una chiesa separata. Allora, esercito. No, finisciti. Mi serve un'altra unità. Picche. Cioè, lance. Lance perché ho già tante balestre. Qui costruiamo questi. La situazione sta diventando più complessa mano a mano che si va avanti, nel senso ho più fronti da tenere d'occhio. Palermo come al solito vuole le tasse più basse. Voi sbarcate qui. Questa qui è vuota. Sarebbe una cavolata da prendere. Mancano 3 turni perché Roma cada. Aspettiamo. Oh, we bring word from Scotland, my lord. Bene, gli scozzesi mi chiedono... Io gli do le mie informazioni e loro mi danno le loro. Accepted, bene. Quindi gli scozzesi hanno ancora solo una regione dall'inizio. Cioè, so che fate schifo, ma...
Davvero avete solo Edimburgo ancora? Nel senso avete anche qualche città ribelle vicino da attaccare. Adesso non so se gli scozzesi siano in guerra con gli inglesi, no? E allora insomma espandetevi. Ok. Questo tipo è puntato alla parte sbagliata ma mi vuole attaccare questa città. Orders? Because Mm. you are not my liege. As you will, my lord. We march Boh. to battle. Tu spostati qua che adesso forse affrontiamo la battaglia, tanto è tutta milizia lì macello. Voi Orders. Yes, sir. This is where we shall meet. aumentati. Oh, un capitano, perfetto, perfetto. Io adesso quindi faccio un altro esercito. Adesso soldi permettendo. Facciamo un altro esercito, quindi voi vi occuperete dei francesi. Voi dopo aver conquistato qui conquisterete Ajaccio e poi voglio che sbarchiate in Africa. Voi scendete in Grecia e l'esercito qui lo userò per difendermi dai tedeschi, che effettivamente vanno in giro minacciosi. Questo è l'esercito delle crociate, questo è l'esercito che era qui all'inizio della partita e sta tornando a piedi. Yerevan, vediamo, io ho già... No, io ho già gli accordi commerciali con i turchi, quindi tu puoi pure andare dai russi. Very well. Adesso io dovrei avere anche dei diplomatici. Dov'è il mio diplomatico? Noble lord. We suspect you merely waste our time. Adieu, signor. Ok, loro non vogliono niente. Vediamo di andare a parlare con i portoghesi. Vediamo, agenti. Un mercante qui dentro che non sta facendo niente, chissà da quanti anni. 9 fiorini, 11 fiorini, mettiamolo qui. Yes. Facciamo sbarcare il mio mercante. Riportiamo la flotta su e tu vai qui. 42 fiorini però. Buono, buono, buono. Vediamo adesso se annientare l'esercito francese o se no io vorrei annientare anche questi. Mm. Siamo alle piantagioni, 2 turni e Roma cade, anche se non hanno più praticamente nessuno dentro. Ma siccome non voglio distruggerla, cioè voglio lasciarla intatta, meglio se cade col tempo. Che ore sono? Bologna. Command me. Command me. Your Majesty. Yes. Let me strike, my lord. Cerchiamo di bilanciare le città in modo che si riesca a... Io ho stupidamente passato il turno senza attaccare questo esercito, allora adesso li attacchiamo. 2 turni alla resa di Ragusa, un turno alla resa di Roma. Allora, Yes? vediamo di annientarli. Yes, my lord. This is where we shall meet the enemy. God be. This day is ours. Perfetto. The enemy are beaten. Lord, command me. Yes. Closing for battle. Questa battaglia sarà un po' più duretta. Your Majesty. Yes. Vediamo di sostituire Your Majesty. Your will. le truppe morte qui. Command me. Facciamo spazio. 1. Yes. Voi siete delle buone truppe ma vi cavo. Preferisco aggiungere 2 March. Bringing our troops together. unità di lancieri, siccome quelle unità alla fine occupavano una slot, però c'erano solo 30 uomini dentro, quindi è stato meglio così. Bene. We would see you dead, heathen. Cioè, come fa la CPU? Devo scaricarmi la mod che aumenta l'intelligenza della CPU, perché come fa la CPU a portarsi dietro un esercito simile?
Cioè tutte macchine d'assedio, tutte, tranne, vabbè, questi, Byzantine Infantry. Sono buoni questi, è buona questa qui come unità, 11-18. Costano come questi qui, però guardate la differenza di statistiche. Molto buone. L'unica roba è che non hanno un bonus contro la cavalleria, ma sono davvero forti, costano molto meno dei cavalieri appiedati cristiani, cioè cristiani occidentali. E anche i mori possono fare la Urban Militia, una milizia con la spada Lord, che è davvero my lord. un'ottima componente, diciamo, dell'esercito. I will not waste Io farei anche pace col Sacro Romano Impero, perché non me ne frega niente di fargli guerra, non voglio conquistare la Germania. Andiamo a vedere un attimo, allora, ho altri 168 turni, controllo solo 9 province. Bisogna sbrigarci se vogliamo vincere, vabbè che a me non importa di vincere la campagna, mi importa solo di diventare ricco. Però, insomma, se riuscissimo anche a vincere sarebbe meglio. Boom. Yes, my lord. This is 3 where a we shall 2. meet the enemy. Proviamo. Ho perso tantissimi uomini, però almeno ho annientato quello che rimaneva della fazione milanese. My lord, Non avevo voglia di we combatterla are tutta, sinceramente. victorious. Your will. Ok, perfetto. Yes. Tornate a Milano, io a Milano. Vediamo se si possono fare dei balestrieri. Se ci sono dei balestrieri da mandare per rimpinguare questo esercito qui. No, anzi, meglio tenere i lancieri per ora. Qui sto facendo unità a go, facciamo anche 2 unità di cavalleria, dai. 2 turni e un turno. Passiamo. Il mio diplomatico è ancora lì che gira. We would ask you to Ceasefire. lower your swords and hear us out. Allora io accetto, però mi date dei soldi. Proviamo a chiedergli 1000. 1000, scuse. Demanding. Cioè loro non hanno soldi da darmi. Io per ora ci farei anche pace perché non me ne frega niente, sinceramente. Cioè se mi danno dei soldi ci faccio pace, se no no. Perché se no mi tocca dichiarargli guerra di nuovo. No, we will not Rejected. accept. No, vabbè, ok, dai. Ascolta, This allora vi concludes anniento. our meeting. Se insistete God be proprio. praised. No, He non has ho neanche given us combattuto per full conquistare Roma. victory. Non hanno My proprio, lord, si sono arresi. these people Sterminiamo become la your subjects popolazione, through saccheggiamo. victory. Saccheggiare mi darebbe 14.000 fiorini. Stonks. No, occupiamo solo. Non voglio raderla al suolo. Papal election, sì, perché il papa è morto. No more words. Adesso il Draw papa è your solo sword. questo. Quindi vediamo di mandarci qualcuno a parlare insieme per far sta cazzo di pace, così ci leviamo sta scomunica. E abbiamo Roma, ragazzi. 10.000 fiorini nelle nostre casse. Banca mercantile. Bene. Facciamo tutte queste cose per l'ordine pubblico che ci piacciono tanto. Yes? Orders. Adesso voi... Cosa dite? Uccidiamo il papa? Sì, As dai, you will, my uccidiamolo. lord. We march to battle. My lord, we are victorious. Guardate dove è I seek an scappato. honorable engagement, dear foe. I will defeat you honorably, my Con worthy 19 foe. uomini. Your will. Io andrei volentieri ad annientarlo, vi dico la verità. I seek an honorable engagement, dear foe. Yes. Orders. Andrei volentieri ad annientarlo. Command me. Yes. Command me. Yes, Lord. Name thy enemy, Lord. Yes, your majesty. Proviamo ad ucciderlo. Send them to hell or worse. Dai, proviamo ad ammazzare il papa. How they beg, let Guarda, una stretta gola.
in cui Sua Santità troverà la morte. Chissà dove metteranno le truppe. Beh, io mi sposto qua, mi porto sulla cima il bersaglio. Contro 2. Eccoli qui. Dov'è il Papa? Dov'è il Papa? Eccolo qui, Sua Santità a cavallo. Allora, vediamo di metterci... Siccome a voi non me ne importa niente che siate stanchi, quindi potete anche correre quanto volete perché non dovete difendervi in corpo a corpo. Tu vai qui. Anzi, siccome probabilmente mi caricherà... Aumentiamo la velocità perché non voglio perderci troppo tempo, insomma. Eccolo che avanza. Voglio proprio vedere se riesco ad ammazzarlo. Guardate che brutti che si vedono così storti. Poi è un terreno particolarmente favorevole, questa valle alpina per il Papa. Con la luna. Vediamo se riusciamo a posizionarli meglio. Bene. No. Cosa fate? Dite che sparate ai nostri uomini. Gli ho già ucciso qualcuno? No, non gli ho ancora ammazzato nessuno. Voglio proprio accerchiarlo. Sparate, guardate le frecce. Vediamo se riusciamo a colpirne qualcuno. Cerchiateli in fretta, voi basta sparare. Dai, correte voi, supplicatevi. Praise the Almighty. Cazzo, mi sa che sbatte. Che sì, che sbatte. Che riesce a scappare. Push our advantage. Ma dov'è Sua Santità? Non è caduto? È uno di questi? Ah sì, eccolo qui. Mi sa che ci scappa, ragazzi. Niente da fare. È riuscito a scappare. Amen. Non sono riuscito a completare l'accerchiamento. Se fossi riusciti a cerchiarlo non sarebbe scappato. Dai, vediamo se riusciamo. Yes, we tore them apart. Be gone. You are not mein Kaiser. Mamma mia. Yes. Peccato però, speravo in un'altra elezione. Adesso è un problema perché devo trovarlo per riuscire a chiedergli la pace. Se no devo aspettare che muoia di vecchiaia. Non so dove vuoi che sia scappato. Sarà scappato di qua da qualche parte. I cannot travel there. Oppure potremmo ingaggiare un assassino per ucciderlo. Un turno e si rende anche Ragusa e i siciliani saranno spazzati via. Vediamo di costruire qualcosa. Cosa volete voi? I am a soldier. I am a Our soldier. representative. Ah, mi attaccheranno anche i portoghesi adesso. Splitting the troops. Eccoli qua i siciliani. L'ultima battaglia dei siciliani. Non oso pensare come immaginano di vincere. 3-2. Non voglio perdere tanti uomini, quindi la faccio. Perché poi voi dovrete continuare ad attaccare i bizantini, quindi meglio farla. Che ore sono? Sì, dai.
Si fa in tempo ancora. Guarda, in un terreno piatto. Mm. The enemy have brought up more men. They hope to make up in numbers what they lack in bravery. Allora, loro arrivano da di là. Vediamo di sistemarci di conseguenza, di annientare in fretta questi balordi. Cerchiamoli rapidamente. Mi metterei su questa collina. E i balestrieri sono l'unità migliore del gioco. Guardate come li faccio a pezzi adesso. Guardate che razza di ondata di frecce che gli arriva. Mi fanno pena quasi. Macellati, guardate il numero come scende. No, no, davvero. Ottime, ottime balestre. Che è il motivo secondo me per cui Milano è più forte di Venezia. Cioè a me Venezia piace di più. Per la posizione che ha, perché ha la fanteria pesante veneziana che è overpower eccetera. Però Milano è più forte come fazione perché non ha questi balestieri, i balestieri genovesi che sono fortissimi. Hanno 17 di difesa. Anche questi qui sono buoni perché hanno 15, quelli hanno 17, hanno 15 forse di attacco a distanza, una roba del genere. Beh, sono una roba illegale, cioè. Ridicoli. Intanto qui c'è il grosso dell'esercito. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Una fucilazione. Che poi mi domando cosa stiano facendo, cioè sono fermi che non fanno niente, però la CPU è così in questo gioco. E non vorrei neanche sprecarci troppe frecce, ma non vorrei neanche perderci troppo tempo. Sparate a loro, non me ne frega niente, sparate a questi, sono in 20. Guardate che strage, che coso di cadaveri, ma in quanto? In 20 secondi annientati 200 uomini. E continuano a sparare a quelli. Vi ho detto di sparare a questi. Boh, si stanno spostando, io quasi quasi li caricherei con la cavalleria anche se sono lancieri, ma vediamo di spostarci qui con tutta la nostra fanteria, le nostre balestre. Vediamo se riusciamo a rompere la loro formazione, caricati alle spalle. Capitano ucciso. Bene, bene, bene. Enemy Adesso flees scappano. the battle. Run down Perfetto. those worthless peasants. E questi qui li abbiamo annientati. It is unwise to praise the day before sunset, Bene. but our men are winning the Perfetto. battle and forging a worthy victory. Vediamo di sistemarci di conseguenza. Capitan Corrado, mi dispiace. Queste unità fanno proprio cagare. Li ho reclutati giusto per...
Cosa sono questi balestrieri? Eh sì, questi mi faranno male. Cioè, la gente che ho ucciso con una carica di cavalleria. Questa è l'ala più debole dei mercenari, che però posso anche farli morire perché dopo li... Tenete la vostra posizione. Cazzarola, mi sa che qua... Boia scheo. Mi hanno ucciso tutti qui. It is unwise to praise the day before sunset. Voi, but sparate al loro our generale. men are winning the battle and forging a worthy victory. Ovviamente loro non hanno nessun bonus contro la cavalleria, quindi... Ah, anche loro hanno queste truppe qui. Vediamo di dare un po' di coraggio ai miei mercenari per evitare che scappino, insomma. Voi sparate pure sul loro capofazione qui. Voi andate qui. Spostatevi perché è inutile che state qui a morire contro la guardia del generale. Ma loro ci pensa la cavalleria pesante che sicuramente sarà più forte. Voi pensate piuttosto ad accerchiarli. Ecco qui, eccoli qui che scappano. Mm. Qui hanno una bella testa di ponte. Nel senso che queste truppe sono più forti delle mie. Vabbè, la guardia del generale, queste milizie qui. Adesso se qui la mia cavalleria riesce a liberarsi. It is unwise to praise the day before sunset. Voi but insinuatevi our qui in men are mezzo. winning the battle and forging. The enemy are badly blooded. Se diciamo pure che le mie truppe slave sono quelle che hanno preso più danni. Infatti sono tutte in rotta. Our men are under attack. We must act now. Io devo capire... Ok, il mio generale è al sicuro, questo è l'importante. Non voglio che mi muoia come all'inizio della serie. Perfetto. Correte, correte, correte. Caricateli. Perfetto, adesso questi qui dovrebbero scappare. Bella. Su balestrieri basta, non voglio perdere altri uomini. I siciliani sono annientati, ragazzi. Catturate giusto questi perché sono forti, anche se penso che comunque adesso i siciliani abbiano perso. Però comunque voglio catturare questi. Ma è comunque alta la musica. Però comunque voglio catturare quelli perché non si sa mai. E poi comunque pagano il riscatto, è vero? Pagano comunque il riscatto anche se stanno per morire. Perché il pagamento del riscatto avviene prima dell'annientamento della fazione. Quindi può darsi che paghino. Dai. Boh.
perfetto. All of Christendom will be Ho perso un po' di uomini, ma they were one here today. è quello che è necessario. Ecco qua, vediamo. Rifiutato. Had granted his faithful this Siciliani dovrebbero essere stati annientati a questo punto. To the walls! We are besieged! Faction destroyed, Sicily. È rimasto solo il Papa che ovviamente non posso annientarlo. Yes? Yes, my lord. This is where we shall meet the enemy. God be praised. He has delivered us to victory. Allora abbassiamo le tasse, che non voglio che a Roma ci siano rivolte eccessive. Aumentiamo un po' la guarnigione. Orders? Voi andate in Francia. We can march. Name the field of battle. We will meet you there. As my lord wills. Mi sa che we qua march to battle. Mi sa che qua mi fanno un culo. Non riesco a tenere le isole, ma io ho la mia flotta ferma a proposito. Orders? Se lo ti dico, creiamo un esercito a Palermo e a Napoli. We shall continue tomorrow, my lord. Dovrei riuscire a creare un esercito che andasse in giro con la flotta solo a conquistare le città in mezzo alle isole. An honor to serve. Yes, Your orders, noble one. command me. With God's blessing and yours, we march to battle. Qui rireclutiamo. Facciamo altre truppe. Qui siamo a posto, mi pare. Togliamone una che non mi serve. Spia. Questa spia la mando qui. Diplomatico lo mando a far pace For the Kaiser's forgiveness. This was time con loro. Ready to Mercante trade, lo mando qui. my lord. E allora, vai Yes, lì o my no? lord. Opening 42 trade, fiorini per turno. my lord. E questo qui è un assassino. Proviamo. Proviamo dai, magari. No. Però prima o poi ce la farà. Vediamo di far fermare un po' questo assassino qui in modo da he won't see it coming. avere poi qualcuno con cui uccidere il Papa. Ok, perfetto. Voi siete bellissimi, siete fortissimi. E a sto punto dove mi espando? Chi attacco con questo esercito? I tedeschi o i francesi? Odio di più i francesi, devo dire la verità. A good day's Andiamo da march loro. ends. Tu, Command me. We march on our victims. We show little mercy. They deserve qui. none. Ready to trade. il mio diplomatico adesso andrà in giro a cercare il Papa. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Voi entrate qui per mantenere l'ordine. E poi tu torni qui a Venezia Continuing tomorrow. in modo da riuscire a completare anche questo esercito, che sarà abbastanza di protezione. Voi avete sbagliato perché voi siete quelli che devono andare via con le navi, che devono andare con loro. Conquisterò le isole, riconquisterò Creta, conquisterò il Nord Africa e vedrò insomma di fare un po' di tutte queste cose carine qua. We will engage them Ho honorably, my lord. 17.000 fiorini, vediamo di costruire qualcosa. No, 11.000 se. No, 17.000. Adesso che ho Roma, io col Papa posso anche far pace. Perché il mio piano adesso è di espandermi a Oriente. Espandiamo Milano. Vorrei insomma cavarmi sta scomunica perché non mi serve a molto. Name thy enemy, lord. Command me. Yes, my lord. Camping here, my lord. Who has Siete qui, voi siete qui. Il mio altro diplomatico è qui. Naturally, my lord. An 6.000 fiorini, qualcosa si farà. Costruiamo qualcosa a Napoli. Espandiamolo ancora. Passiamo il turno. Bene. Bene, 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 bene. Molto bene.
L'Ungheria presto mi attaccherà. Chi mi ha corrotto? Questo brutto signore. My lord, Questo brutto signore è parecchio forte. give me a name, and I'll give you his coin. As you wish. Non me I lo shall fa take acquisire, vabbè, lo farò al prossimo turno. Perché Venezia è in rivolta? Let me strike, my lord. Your Majesty. Retrain. Yes. La particolarità delle città, oltre che ti fanno fare tantissimi soldi, è che si rivoltano subito. Cioè proprio si ribellano subito. Ok, proviamo. Here today. Name the target, and it shall be removed. Removing the problem, my lord. Removing the problem. State your business. Fate pace, non voglio uccidervi. Non siete nei miei relation wars. Con la Polonia, cioè poi che cacchio c'entra? Cioè perché io vado a parlare con il Sacro Romano Impero e le mie relazioni si peggiorano con la Polonia? Comunque sono in guerra con tantissima gente, davvero. Abbassiamo le tasse. Yes, lord. God will be with us, men. To battle! Without question, we shall begin the siege. Ma sì, manteniamo l'assedio, tanto dura 2 turni senza rendersi, è una città piccolina. Vediamo qui, Tessalonica è degli ungheresi, perfetto. Mentre questa, in teoria, è ancora bizantina, quindi anche questa posso conquistarla. Dopodiché, guarda che esercitini che hanno. Dopodiché io marcerei dritto su Costantinopoli prima che me la freghino loro. Adesso, voi, Yes? Yes, my lord. tu vai qui. Plotting course now, my lord. This is as far as we go today, my lord. We cannot say Your will. Onward. Voi state pronti qua ad intervenire. Vi caricherò sulle navi e vi manderò a liberare la Corsica e la Sardegna. Orders. Ma la situazione è un po' particolare perché ho le città adesso che cioè, che ovviamente si ribellano tutte. E devo riuscire a far pace con il Papa per cercare di alzare l'ordine pubblico. Vediamo di trovare sto balordo. Dove cazzo è? But, my lord, Sono stato un coglione, dovevo essere sicuro di ucciderlo. Qui si possono costruire altre cose. Bloccati dai tedeschi lì. Eccoli qua che mi attaccano. Combattiamola. Proviamo ragazzi. Proviamo. Siamo in svantaggio. Le loro truppe sono più forti delle nostre, ma non abbiamo molta scelta. Cioè i loro cavalieri probabilmente macelleranno la nostra milizia. Probabilmente, quasi sicuramente. Però, che ne sai? Magari gli prende fuoco la ride di nuovo. Ma no, vabbè, se succede ancora rido. Una loro Spear Militia. Ma non è la Spear Militia che mi preoccupa. Sono questi. Questi qui sono fortissimi. Cioè, fortissimi. È un'unità davvero buona. Soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Ok, cerchiamo di farli avvicinare ancora di più. Mentre questi qui li mettiamo così in modo che il capitano rimanga protetto, cioè che non corra il rischio troppo di morire. Grave tidings! Our enemy are at the gates! Dai, sistematevi anche in fretta, cavolo, prima che entrino. Holy Mother of God! The enemy's ram is through our gates! Speriamo bene, ragazzi. Incrociamo le dita.
Incrociamo le dita. E suoniamo il corno. The walls are no longer ours. The enemy have taken them. Non so ragazzi, dubito, secondo me fra poco i miei scappano tutti. È importante un lavoro di corno. Our army is tiring. Non lo so ragazzi, a meno che non cedano, a meno che non cedano e scappino, se vanno avanti così me li uccidono tutti. I loro cavalieri sono ancora tutti vivi, è quello il problema. The tide of battle seems to have turned against us. We must act and halt this turn of events. Ok, la loro milizia sta scappando. Forse ho abbastanza uomini per riuscire a farli scappare. I pray the course of this battle changes, because defeat seems almost certain. My lord, only half our force remains. Chissà, se il loro generale muore, vorrei capire dov'è. Il loro capitano. Eccolo qui. Ma è più probabile che fra poco muoia il nostro. Dismounted Feudal Knights. Lord protect us. Ecco, Our è morto il general nostro. lies slain upon the battlefield. Non posso più suonare il Oh corno. Lord, save me. We can only vow to atone for this Battaglia defeat persa. by Vabbè, amen. Non potevamo far molto, poi è un insediamento piccolo. I portoghesi se ne pentiranno. Quanto sta durando questo episodio? 42 minuti, boia. Buon ragazzi. Finiamola qui. Vediamo un po' i... Hanno occupato Cagliari, maledetti bastardi portoghesi me la pagheranno. Va bene ragazzi. Finiamo l'episodio qui perché è durato abbastanza. Mi hanno fregato quella città ma Yes. non durerà molto ancora questa cosa. Noi ci vediamo alla prossima.